Calci, pugni, ogni scusa era buona per picchiare la moglie anche quando la donna era incinta del loro primo figlio. A Rovigo l'ennesimo caso di violenza in famiglia. Spaccata al Duca d'Aosta in pieno centro a Padova, arrestati dagli agenti della squadra mobile i ladri accusati del colpo alla boutique che fruttò quasi 50.000 euro. Droga, spaccio di cocaina nel Veronese, 12 indagati e 6 arresti. La finanza sgomina un gruppo italo-marocchino, almeno 100.000 euro al mese il giro d'affari. Al Ministero degli Affari Regionali l'incontro tra i presidenti delle regioni ed il ministro Erika Stefani sull'autonomia differenziata. Si cerca un percorso comune, oltre al Veneto interessate altre 8 regioni. L'inchiesta sulla gestione dei migranti a Cona coinvolge anche 2 ex prefetti di Venezia. Per l'attuale rappresentante del governo Zappala Orto le prefetture lasciate sole a fronteggiare l'emergenza. Mestre violenta, un ragazzo rifiuta una sigaretta e viene pestato dal branco, è accaduto ieri sera nella centralissima Via Verdi. Doppio argento nel nuoto per la trevigiana Marina Vettoretto ai mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, festa grande a Coste di Maser. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano la cronaca, ancora una notizia di maltrattamenti in famiglia. A Rovigo il caso drammatico di una giovane madre picchiata per anni dal marito anche quando era incinta. Sentiamo. Picchiata più volte dal marito con calci e pugni anche quando era incinta, tanto da essere costretta a partorire anticipatamente, e per i motivi più assurdi, da un dolce mal riuscito al rifiuto di lavargli i piedi o a qualche gesto che non controllava direttamente come una telefonata. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia arriva da Rovigo, una violenza domestica con offese, minacce, botte e anche un episodio di abuso sessuale. A essere rinviato a giudizio è un 33enne di origini albanesi per il quale il giudice ha chiesto il processo contestandogli una sfilza di reati: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali. La prima udienza è fissata per dicembre. Nel frattempo il 33enne ha il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlioletto, costretto suo malgrado ad assistere a diversi episodi di prevaricazione del padre nei confronti della madre nell'arco di parecchi anni, dal 2011 al 2018. Una gelosia senza limiti aggravata dall'abuso di alcol, minacce di morte per ogni cosa, una situazione insostenibile che ha spinto alla fine la giovane donna a ribellarsi e a denunciare quel marito aguzzino. Lei e il figlio si sono costituiti parte civile nel processo per avere giustizia e chiudere un capitolo della vita doloroso e durato fin troppo a lungo. Ancora cronaca, boutique razziata in centro a Padova, la polizia ha preso la banda. Ci aggiorna al telefono da Padova Valentina Visentin, buongiorno. Buongiorno da Padova, sono stati presi i ladri che fecero razzia nel negozio di lusso Duca d'Aosta in pieno centro città. Era il 16 novembre scorso quando la banda entrò in azione sfondando con l'auto la vetrina del negozio di via San Fermo, la strada delle boutique. Un colpo durato appena 5 minuti e immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della boutique. I ladri, una volta sfondata la vetrina, entrarono e arraffarono capi di abbigliamento griffati. Un colpo da 40.000 euro. La banda riuscì poi a scappare. La fuga è durata fino ad oggi, quando i malviventi sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile che in questi mesi hanno condotto l'indagine. Ulteriori dettagli su questa operazione nelle nostre prossime edizioni dei telegiornali. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito 6 misure cautelari e denunciato altre 6 persone nell'ambito di un'indagine su un gruppo di cittadini italiani e marocchini per traffico, spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 4 ordini di custodia in carcere sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti marocchini e 2 arresti domiciliari nei confronti di italiani, tutti residenti nel Veronese. Il gruppo agiva nei comuni della Bassa Veronese in condizioni di vero e proprio monopolio. Almeno 120 clienti consumatori della provincia, tra cui liberi professionisti, dipendenti del settore pubblico e privato. Lo stupefacente venduto ammontava a circa 1 chilo di cocaina al mese per un giro d'affari illecito stimato in almeno 100.000 euro mensili. Rogo nella notte a Saletto di Breda di Piave, in provincia di Treviso, a fuoco 2 auto e parte di un edificio. Pompieri al lavoro sino all'alba. Vediamo.
Paura nella notte in pieno centro a Saletto di Breda di Piave, 2 le auto in fiamme in via Molineto proprio di fronte all'ufficio postale. L'allarme è scattato poco dopo le 2 e nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, in breve dalle 2 vetture le fiamme si sono propagate anche alla palazzina di fronte. Per domare il rogo e la messa in sicurezza dell'area, i pompieri hanno lavorato fino alle 5 di questa mattina, distrutte le 2 vetture e danni anche al condominio. Ora sono in corso le indagini per accertare la natura dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 11. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Belluno in via Laval per un incidente sul lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio è rimasto schiacciato da un mezzo d'opera che trasportava bitume durante i lavori di asfaltatura della suddetta strada. Sul posto, oltre ai pompieri, anche personale del 118, oltre a personale dello Spisal. Maggiori dettagli nel corso del telegiornale di questa sera dedicato alle notizie dal Veneto. Continuava a molestare una ragazza di 15 anni minacciando di divulgare foto compromettenti. Lei ha trovato il coraggio di denunciare e la polizia lo ha arrestato. Sentiamo. Era stremata la quindicenne che non ha esitato a contattare via app attraverso YouPol la Polizia di Stato. Da qualche tempo un giovane la molestava minacciando di diffondere sue foto compromettenti carpite con l'inganno. È iniziata così l'indagine della squadra mobile della questura di Padova, che ha portato all'arresto in flagranza di un cittadino pakistano di circa 20 anni. Ancora una volta fondamentale il coraggioso aiuto della giovanissima vittima, che si è finta disponibile a un incontro al quale si sono presentati gli agenti. Numerose le prove raccolte. Sul cellulare dello straniero trovate chat estorsive e immagini pedopornografiche. L'uomo è stato trasferito in carcere a Padova. Stamane al Ministero degli Affari Regionali l'incontro tra i presidenti delle regioni e il ministro Erika Stefani sull'autonomia differenziata. Si cerca un percorso comune ed è probabile che venga stilato un documento al termine della riunione. Presenti per il Friuli Venezia Giulia il presidente Fedriga, Toti per la Liguria, Zaia per il Veneto, De Luca per la Campania, Fontana per la Lombardia, Marini per l'Umbria, Oliviero per la Calabria, Marsilio per l'Abruzzo, Toma per il Molise, Fugatti per il Trentino. Sono complessivamente 9 quindi le regioni che fino ad ora hanno dato via al percorso. 3, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, sono praticamente pronte a partire, a buon punto Piemonte e Liguria, mentre le altre hanno fatto richiesta ma non hanno declinato le competenze che chiedono. I compiti a casa li abbiamo fatti, l'intesa è pronta, ha detto al termine dell'incontro il governatore Zaia. Il governo ora incardina in Parlamento il provvedimento, il treno per l'autonomia è partito, continua Zaia, non si fermerà. Pensare che il futuro di questo paese sia senza autonomia vuol dire essere fuori dal mondo, ha concluso il governatore del Veneto. Ed ora l'inchiesta sulla gestione del centro di accoglienza per migranti di Cona, inchiesta che ha coinvolto anche 2 ex prefetti di Venezia. E l'attuale prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, punta il dito contro il fatto che le prefetture siano state abbandonate, siano state lasciate da sole a fronteggiare l'emergenza. Sentiamo. Si è voluto scaricare per motivi politici anche il problema degli immigrati solo esclusivamente sulle prefetture, e questo è il conto che ci sta arrivando. Io penso che i delinquenti siano fuori dalle prefetture e non dentro. C'è amarezza a Cacorner, sede della prefettura di Venezia. 2 ex prefetti, Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, sono finiti nell'inchiesta sulla gestione del centro di accoglienza migranti di Cona. L'accusa è di aver comunicato in anticipo l'arrivo di alcune ispezioni e aver dichiarato il falso alla commissione parlamentare e alla cabina di regia sull'immigrazione.
La Procura di Venezia ha notificato l'avviso di deposizione degli atti ad altri 10 indagati, tra cui i 2 viceprefetti Vito Cusumano e Paola Spatuzzi. Le contestazioni sono le stesse: rivelazione di segreto d'ufficio e falso per episodi avvenuti tra il 2015 e il 2017. Per l'attuale prefetto di Venezia Zappalorto, finito a gennaio nell'inchiesta per la gestione della Procura di Gorizia sul CIE di Gradisca di Sonso, la lettura degli avvenimenti è chiara. È un po' il conto che ci sta presentando la storia degli ultimi 3-4 anni, che è la storia di un sistema di accoglienza completamente sbagliato, completamente sproporzionato su quelle che sono le prefetture, un sistema di accoglienza che ha tirato fuori regioni e comuni, che non ha previsto la loro partecipazione al sistema e che quindi è caricato tutto sulle prefetture, cioè su enti che già prima del fenomeno dell'immigrazione erano in seria difficoltà di organici e di strumenti. Le prefetture, afferma Zappalorto, si sono trovati a gestire la questione migranti con mezzi insufficienti, tra 1000 difficoltà e in un contesto ostile, sostanzialmente lasciate sole da tutti. Tanto non abbiamo avuto quel sostegno, da parte degli uffici centrali che quando conveniva rispondevano, quando non conveniva non rispondevano alle nostre richieste. Quante volte abbiamo fatto quesiti che non hanno mai ricevuto risposta? Quante volte abbiamo chiesto di mettere in piedi un sistema di controllo delle presenze dentro i centri che fosse unificato per tutte le prefetture e consentisse alle prefetture di avere l'esatta situazione delle presenze all'interno dei CAS? I vertici della cooperativa Edeco sono invece indagati per frode in pubbliche forniture e truffa. Secondo la Procura avrebbero impiegato nell'hub meno operatori di quelli previsti dal capitolato, coprendoli con documentazione falsa o con quello che i PM chiamano l'espediente malizioso di spostare gli operatori da altri centri a Cona in occasione delle ispezioni. La politica ora, si avvicinano le elezioni europee, l'ex sindaco di Vicenza, Achille Variati, fa un passo indietro. Sentiamo. Un passo avanti e uno indietro, un movimento lento, studiato, cadenzato. La politica è fatta anche di questo. Oggi Achille Variati fa il suo passo indietro dopo che un mese fa aveva fatto un casquet avanti. Era il 9 marzo e con un post su Facebook annunciava il suo ritorno. Sento ancora troppo intensamente la vocazione, che è un po' dovere civico, verso la politica. Con queste parole l'ex sindaco di Vicenza ammetteva di essere pronto a correre per le elezioni europee, chiedendo però che il partito si stringesse attorno a un nome e, se doveva toccare a lui correre, che il PD si compattasse attorno al suo. Ma così non è stato. Sulla griglia di partenza i democratici veneti oggi schierano 6 nomi, 3 addirittura dalla provincia di Vicenza, e Achille Variati, con un colpo di scena che poi così sorprendente non è, torna a parlare su Facebook. Devo fare un annuncio importante, ritiro la mia disponibilità a correre per le europee per evitare di frammentare e disperdere la forza progressista veneta tra troppe candidature di primo piano. Nel suo post Achille Variati spiega che fa un passo indietro per il bene della sua terra, una scelta ponderata, sicuramente da rispettare. Forse lui, uomo politico di grande esperienza, ci ha visto giusto. Forse però con lui i candidati democratici eletti nella circoscrizione del nord-est, invece di essere presumibilmente 3, sarebbero stati addirittura 4. Un politico del suo calibro, del suo talento e con il suo prestigio sicuramente avrebbe ricevuto molti consensi. La politica non è mai scontata, come i suoi movimenti, un passo avanti e a volte uno indietro. E non c'è dignità. E ieri sera ospite a 20:10 il segretario regionale del Partito Democratico Bisato. Sentiamo un estratto della trasmissione. Ma io mi auguro che possa ancora ripensarci. Raccolgo il grido di allarme che lancia Achille Variati, ma devo dire anche che non è stata una scelta del segretario regionale, è stata una composizione portata alla direzione regionale, che è composta da 80 elementi. Lui dice la rosa di nomi inviata dal partito regionale a Roma per la scelta finale non ha compiuto una scelta netta.
Sì, questo dice può avere Variati. anche ragione. Cioè si doveva scegliere tra me e la Moretti, questo dice Variati di fatto, mi sembra di capire. Però bisogna arrivare, per scegliere deve esserci qualcuno che indica la strada del scegliere tra uno e l'altro. Alla fine, nella composizione generale, anche il tener conto di tutte le sensibilità, non si è arrivati a questo passo. Rifiuta una sigaretta, ventenne pestato dal branco, è accaduto a Mestre, ci aggiorna al telefono Filippo Fois. Buongiorno da Mestre, sì, ancora un fatto di violenza, ancora un'aggressione in centro a Mestre, questa volta è accaduto nei pressi del centro commerciale Le Barche. Ad essere aggredito un giovane di appena 21 anni che è stato preso a calci e pugni da un gruppo di sbandati. Il giovane si trovava attorno alle 9:30 assieme alla fidanzata, stava raggiungendo degli amici in pizzeria e si è fermato da un tabaccaio che si trova in Via Verdi per comprare le sigarette. A quel punto è stato avvicinato da un altro giovane che con un accento dell'est Europa gli ha chiesto insistentemente prima una sigaretta, poi degli spiccioli. Al momento in cui si è allontanato è stato improvvisamente circondato da altre 2 persone amiche del primo che l'aveva fermato, che lo hanno aggredito a calci e pugni. Il 21enne è caduto a terra, la sua fidanzata ha anche accusato un lieve malore dallo shock di quanto stava avvenendo. Sono arrivate le forze dell'ordine, altre persone, altri passanti sono intervenuti, gli sbandati si sono dileguati e ora si sta cercando di rintracciarli attraverso anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nell'area. E si tratta, come dicevamo, di un altro fatto di violenza capitato a Mestre. Come ricorderete, appena pochi giorni fa un ventenne mestrino era stato aggredito dopo aver denunciato un tentato furto da parte di un baby gang. Con questo per ora da Mestre è tutto, vi restituiamo la linea. Restiamo a Mestre per un nuovo caso di occupazione abusiva di un'abitazione. Sentite che cos'è accaduto in quartiere Pertini. Siamo stati qui in quartiere Pertini solo pochi giorni fa, eppure non c'è mai pace, è stata occupata un'altra abitazione. Dopo essere già stati mandati via tempo fa, gli occupanti hanno pensato dunque di tornare in via Camporese e riappropriarsi dell'appartamento che nel frattempo è stato sigillato. Ieri pomeriggio prima hanno tagliato la lamiera della porta basculante e dopodiché durante la notte sono passati dalla parte opposta, che adesso andremo a vedere, e hanno scavalcato il cancelletto, hanno divelto una parte della ringhiera che era stata fissata e fino alle 4 di mattina sono entrati di nuovo all'interno dell'abitazione, creando dei danni spaventosi sia alla struttura, logicamente, che anche alla collettività, perché qui erano tutti quanti fuori, e soprattutto gli anziani che per tutta la notte insomma sono dovuti rimanere svegli. I residenti hanno chiamato le forze dell'ordine, giunte sul posto poco dopo, ma ormai l'appartamento era stato occupato. Siamo arrivati qui davanti all'appartamento al Civico 15, appena hanno visto le nostre telecamere dall'interno dell'appartamento ci sono arrivati insomma alcuni insulti, soprattutto alcune proteste. La donna che ha occupato l'appartamento con i 4 figli ha detto che non ha alcuna intenzione di uscire fino a che non le verrà data una casa. Vedete, c'è anche il cancello con ancora il catenaccio e il lucchetto. Ai gemelli che ho fatto l'intervento il 25 marzo, ho fatto l'intervento a mia figlia e c'ho tutti gli incartamenti, c'ho tutto quanto, guarda, c'ha 10 punti in testa e loro sapevano che c'ho tutto il mio vestimento, c'ho tutta la mia roba qui. Non è corretto, però siccome non ho la possibilità di pagare un affitto, pagare la caparra di 2-3 mila euro, non c'ho un terreno da farlo, se no non sarei venuta qui a riaprire, se avrei avuto una casa da un'altra parte. Quindi lei non ha intenzione di uscire, rimane dentro? Io adesso non esco, non c'è da andare con i miei figli. Non ci mettono nessun tipo di paura, noi abbiamo il diritto di
di pretendere un quartiere a posto, abbiamo diritto di avere un quartiere normale senza delinquenza. E l'Attera ha fatto sapere che sporgerà denuncia per l'accaduto e richiederà alla Procura il sequestro preventivo dell'abitazione. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3. Nonostante le normative nazionali ed europee ne consentano ancora l'utilizzo nell'area del Prosecco DOCG, il glifosato è stato messo al bando, vietato quindi l'uso del diserbante chimico più discusso nei 15 comuni delle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Sentiamo. Con il protocollo 2019 per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si sancisce il no glifosate. Stop al glifosato. Da oggi nei 15 comuni della DOCG tra Conegliano e Valdobbiadene è vietato l'uso della sostanza chimica più discussa degli ultimi anni, utilizzata come diserbante tra i filari, un divieto sancito dal nuovo protocollo viticolo che propone un sistema virtuoso di difesa integrata della vite e quindi una maggiore tutela del territorio in termini di sostenibilità dell'agricoltura. Il glifosate sappiamo che è utilizzato e permesso a livello europeo, a livello nazionale. Noi siamo l'area geografica più ampia d'Europa che ha detto di no al glifosate. E così la sostenibilità della produzione, dopo un periodo di accese polemiche anche con le popolazioni locali sull'uso di sostanze chimiche nei vigneti, diventa un ulteriore punto di forza del Prosecco DOCG, una delle voci più importanti dell'economia della Marca. 15 comuni, 8.000 ettari a vigneto, 92 milioni di bottiglie, il 42% delle quali esportato in tutto il mondo ed un fatturato di 502 milioni di euro. Messo al bando il glifosato, ora per il diserbo nei vigneti si useranno le lavorazioni meccaniche laddove è possibile passare col trattore. Nelle colline più ripide, dove non è permesso la meccanizzazione e l'accesso di attrezzature, o si va a sfalciare a mano con il decespugliatore, cosa che è una pratica ormai molto diffusa, oppure sono ammesse quelle sostanze naturali di origine vegetale ammesse dalla viticoltura biologica. Sempre più all'insegna della sostenibilità anche la lotta ai parassiti. Noi continueremo portando il più possibile la diffusione di tutte quelle pratiche agronomiche che riducono notevolmente l'utilizzo delle sostanze chimiche, quindi avanti con gli insetti utili nei confronti degli insetti nocivi, avanti con la confusione sessuale, con tutte quelle strategie che anche da un punto di vista agronomico possono veramente limitare l'utilizzo degli agrofarmaci. Special Olympics, andiamo ora a Maser dove è festa grande per la campionessa di nuoto Marina Vettoretto. Sentiamo. Coste di Maser in festa per la sua campionessa, la 25enne Marina Vettoretto, di ritorno da Abu Dhabi dove ha conquistato 2 medaglie ai mondiali degli Special Olympics. Siamo qui per festeggiare la nostra campionessa Marina Vettoretto. L'affetto di mamma e papà, degli amici, la banda, i volontari del gruppo festeggiamenti Coste, l'amministrazione comunale e poi la sorpresa della lettera di complimenti inviata alla campionessa dal presidente del Veneto Luca Zaia, eletta dalla consigliera Silvia Rizzotto. Una grande festa per Marina, medaglia d'argento nei 100 metri d'orso e nei 100 metri stile libero, tanto da ricevere anche i complimenti del campione Federico Colbertaldo. L'eco delle tue vittorie mi è giunto fin qua a Bangkok, sono orgoglioso di essere italiano, di essere un tuo paesano e sono veramente orgoglioso di sapere che sei sempre e combatti per noi. Marina, atleta della polisportiva Terraglio di Mestre, che in vasca è scesa per la prima volta a 10 anni per vincere la paura dell'acqua e che ha trasformato il nuoto nella sua passione, tanto da raggiungere il podio mondiale. Sul palco di Coste il grazie dell'assessore allo sport Marco Sartore e del sindaco Daniele De Zen. Innanzitutto i complimenti a Marina per questo splendido risultato sportivo. 2 medaglie agli Special Olympics che ci rendono orgogliosi che sia una nostra concittadina. Avere qui a Maser messa di questa attività, di questa associazione è per tutti noi motivo di vanto. Un piccolo riconoscimento da parte del Comune
Vai, va sotto. Ecco qua. Questa è una targa appunto dedicata a te per ringraziare appunto da parte dell'amministrazione, sai, grazie. Un abbraccio collettivo, un entusiasmo travolgente. Ed è tutto per questa edizione del TG, restate con noi, tra pochissimo ad ore 13 si parlerà di pensioni e della nuova legge, in studio ospiti di Nicola Zanetti, Paolino Barbiero, segretario dello SPCGIL di Treviso, Luisa Dal Brollo e Gloria Geromel del patronato Inca. E poi vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera parleremo di legittima difesa con Marino Ruggero, parroco di Albignasego. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una perturbazione sarà responsabile di un diffuso maltempo, arriverà dunque la tanto attesa pioggia che a tratti risulterà anche abbondante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con precipitazioni piuttosto frequenti un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in calo comprese tra 13 e 17 gradi. Maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali diffusi e non si escludono dei fenomeni intensi e localmente abbondanti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime in diminuzione tra 14 e 15 gradi. E la perturbazione investe anche il Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni un po' su tutta la nostra regione con rischio di fenomeni violenti più probabili sui settori meridionali. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime più fresche oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.